Terminato il match tra Don Carlo Misilmeri e Partinico Dace, siamo qui con il mister Riccardo Benante, lo salutiamo subito. Salve, buonasera. E mister, chiediamo subito qualcosa sulla partita. 4-0, 3 gol presi nel primo tempo. Cos'è successo nella prima frazione? Ma cosa è successo? Penso che chi ha visto la partita comunque ha visto una squadra che cerca di giocare e che prova a fare alcune cose. Poi anche oggi la giovane età, l'inesperienza ti fa i gol da soli, perché i primi 3 gol più o meno su 3 errori nel calcio di rigore, l'altro il calcio da fermo, un altro calcio da fermo, e un altro errore sul terzo gol perché su una ripartenza non puoi lasciare quello spazio a Ricciulli e ti sei lasciato puntare. Sono le solite cose che succedono quando purtroppo sappiamo i nostri limiti, sappiamo le nostre situazioni, dobbiamo comunque lavorare e cercare di migliorare su questo. Oggi nel secondo tempo però c'è stata una nota positiva, ovvero l'ingresso di Bargione. Come lo ha visto in settimana? Come mai non è partito dal primo? Perché oggi sembrava essere in giornata. Ma Bargione è un giocatore importante e ha avuto la possibilità di giocare anche dal primo tempo, però ti dà sempre tanto di più se entra a partita in corso. Un giocatore che ti riesce a spazzare le partite, a spaccare, ma quando gioca da titolare ancora ha qualche difficoltà a imporsi, ecco. Quindi è un giocatore che a partita in corso riesce a fare grandi cose, anche perché ha una grande rapidità e se ti punta ti può fare male. Quindi in un modo o l'altro è quella, non c'è un motivo perché lui non sia partito titolare, come lui, come Viviano. I ragazzi lavorano, stanno facendo grandissimi sacrifici, però ripetiamo, noi abbiamo un solo grande là in mezzo del Secum, è una squadra di ragazzini che non è semplice questo campionato, è un campionato molto 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 complicato. Con la mancanza di David là davanti abbiamo perso il nostro terminale offensivo molto importante, perché in un modo o nell'altro era un altro grande che ti dava tanta qualità, ti attaccava alla profondità, in un modo o nell'altro eri sempre pericoloso. Adesso purtroppo sembri un po' spuntato, quindi giochi, cerchi di fare un certo tipo di gioco da dietro, bello da vedere tante volte, però fai tante piccole cavolate che poi vanno a compromettere sempre le partite. Io per il secondo tempo gliel'ho detto, sono un po' stanco di queste cose, perché realmente hai preso tanti gol in queste ultime partite, ma sempre per cavolate che evitabilissime. E quindi vediamo quello che succederà e poi andiamo a vedere dove poter intervenire. In partita l'abbiamo sentita molte volte parlare con i ragazzi dicendo di non scaricare il pallone dietro ma puntare in avanti. È un particolare sul quale lavorerà questa settimana? No, ma la mia idea di calcio è quello. Per me quando giocavano mi dicevano che il primo passaggio viene fatto in avanti. Adesso il calcio italiano ti dice che il primo passaggio va fatto dietro verso il portiere, ma non è quello che mi piace. Quindi io ho i giocatori in campo, ho i centrocampisti perché devono giocare, ho i difensori perché devono giocare, il portiere deve solo parare. Il fatto di scaricare la palla dietro, perché è la cosa più semplice da fare, non mi piace. Quindi il mio giocatore come mentalità deve avere il primo passaggio, la prima giocata deve essere sempre in verticale, è quella che ti fa male. Però per farlo è normale che devi avere pure la personalità e la tranquillità di poterlo fare. E ripeto, le prime 3-4 partite sono state bellissime, anche quella di Castellammare fino al 70esimo è stata una partita molto importante. Adesso abbiamo perso un pochettino di tranquillità, perché l'identità ce l'hai, finisce la partita e vengono a dirti la squadra che abbiamo visto che gioca meglio del campionato, sì perfetto, ma stanno vincendo le altre. Quindi non hai perso l'identità di gioco, hai perso quella tranquillità che avevi, quella spavalderia che hai avuto nelle prime 3-4 partite, che ti permettevano di fare quello, perché nessuno pensava a quello che facessi. Quindi andavano a ruota libera e quindi era bello vederli giocare in quel modo. Adesso qualcuno sta un pochettino riflettendo, qualcuno non si fida magari di alcune situazioni, quindi ha un po' paura e i danni si fanno là, perché quando ho paura per forza devo fare qualche cavolata. Quindi noi siamo una squadra giovane, una squadra che non abbiamo nessuna pretesa, noi dobbiamo salvarci entro la fine del campionato. Forse è stato un male essere secondi a 4 partite dall'inizio, forse è stato un male, però per me è stato un bene, perché abbiamo capito realmente quali sono i nostri limiti e che dobbiamo sbracciarci, dobbiamo correre, dobbiamo lottare. Questa è una squadra purtroppo è fatta di troppo bravi ragazzi, quindi manca quel giocatore vastaso tra parentesi che ti detta legge dentro il campo, e che a queste categorie è importante, perché contro chi giochiamo ci sono quei tipi di giocatori e quindi i nostri attaccanti vanno via con le botte e gli altri vanno via con i fiocchetti in testa, e non è così, non è così. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro Città di San Vito, come la preparerete e se conoscete gli avversari?
Ma non è questo, noi prepariamo le partite, io non preparo la partita vedendo la squadra che io preparo la partita per quello che voglio dai miei. Io non ho mai preparato la partita in base, io posso giocare pure contro la Juve, so che perdo, me la devo andare a giocare. Quindi sarà una partita dove spero che si possa giocare, dove spero che ci sia un po' più di qualità dalla tre quarti a salire. Oggi non hai fatto un tiro in porta e non esiste per come intendo il calcio io, non esiste, perché non accompagni, perché sembra che hai paura a fare gli uno contro uno, sembra che hai paura a prendere i calci da dietro, quindi cerchi di scappare e dobbiamo ritrovare quella voglia, quella cattiveria e quel tipo di fame che avevamo nelle prime 3-4 partite. Quindi sarà una partita complicata perché loro sono un'ottima squadra, hanno grandissime individualità e in questi campionati avere quei 4, 5, 6 giocatori di esperienza e di categoria fanno la differenza. E andremo ad affrontare, poi sia fatta la volontà di Dio.